Ecco che parte la chiamata, vediamo. Pronto? 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 Sì, pronto, parlo con il signor Mellini Davide? Sì, buongiorno, sono Ciottoli della Telecom, buongiorno. La chiamavo perché abbiamo riscontrato un problema sulla sua linea internet. Lei ha un abbonamento di 49 euro al mese, giusto? Se non vanno nel cazzo è questa, ho un abbonamento ma non so se è a 49 euro quanto. Mi sembra di sì comunque, del genere, ma che problemi ci sono? No, le spiego, praticamente cosa è successo. Adesso lei ha un abbonamento a 49 euro e ha internet illimitato, però siccome ci sono dei siti protetti, voi siete praticamente, o lei o non so chi della famiglia, è andato su questi siti protetti e avete sforato. Praticamente qui abbiamo una bolletta di 2000 euro a carico suo, Mellini Davide di Verona. Vabbè, ma mi devi scherzare o cosa Dio caro? 2000 euro? Guardi bene le carte, mi ripete un attimo il cognome perché c'è qualcosa che non va. Allora, Mellini Davide, Piazza Indipendenza 2 Verona. Sì? Ok, perfetto. Le spiego. Allora, praticamente qui ho dei siti internet dove lei è andato, le posso dire anche su quali siti è andato. Allora, qua io leggo www.eroticissimo.it Insieme fiori, Dio caro, insieme fiori, i dei deficienti e le fiori, ma come 2000 euro? Spiegami un attimo perché Dio cane taglia il cane della gola. Come 2000 euro? Allora, le spiego. Allora, praticamente cosa è successo? Qui abbiamo il 2 giugno e il 3 giugno, dalle 2 di notte alle 5 di notte, abbiamo 3 ore ininterrotte di questi siti qui. YouPorn. I dei fiori che si mena qua, cioè, no, ma è una cosa, 2000 euro mi arriva la bolletta da pagare a me. Sì, allora volevo chiedere questo, per quanto riguarda il pagamento, rateizzato, paga subito, mi dica. Cosa dici faccio lì? Io pago 2000 euro, ma vogliamo che non do il cervello, io non pago assolutamente niente, mi buio, che ti ho messo, ne do il cellulare, ne do teste da cazzo, le fiori che ho caldo, e me la gioco con loro perché lì non voglio neanche a trovare questa roba qua. Avevo detto, invece di menarmi a guardare certe robe, vedi certo della posata, e quindi mi voglio 2000 euro per tempo. Ascolta, ma volevo farlo perché qua Dio cambia, dammi l'indirizzo dove io torno subito lì, voglio carta e pena indirizzo dove che sì, perché giro a macchina e io torno subito lì, immediatamente. Allora, un cazzo detto che lui, voglio sapere il nome e cognome. Allora, un attimo, innanzitutto se riesci a parlare italiano, punto primo. Punto secondo, io sono Ciottoli Marco della Telecom, numero di matricola 5530. Adesso non lo so se lei o i suoi figli sono andati. Poi lei, mi perdoni, signor Mellini, non faccia il prete di chiesa, il puritano, magari pure lei è andato su questi siti qui. Ehi, no, io caro sta farmi girare i coglioni, guarda che se ti dico che ti fossi dietro mia bisogna, che puttanate lì, attento bene come che ti parli, come devi, matricola, dimmi il numero di matricola, 5530. 5530, ti faccio fare mia carinetta sotto il culo, bel signorino bello. Adesso Dio caro, siamo Mina Telecom, Emeraldo Mi, matricola 5530. Sì. Benissimo, te ne digli ai 4 coglioni che te ne sono di sì, che 2000 euro li spendo a Cherotti e a medicine per voi altri dai pacchi che ne do. No, 1000 bolletta per colpa di 2 deficienti, cara. Intanto, aspetta, no, te sei uno per italiano, Dio cane. Vi saluto, la saluto e a buon rendere, adesso me la mangio mico a Teleco. Saluti! No, mi scusi, però